Ho letto su un giornale di un'indagine statistica che ha scoperto che le casalinghe sono in via di estinzione. Ma che roba! Bisognava spendere milioni in ricerche per accorgersene. Bravi, intelligenti, Io che sono una delle ultime non ancora estinte me ne ero accorta da sola. Pensa un po'. Sì, è vero che non siamo più le casalinghe di una volta. La casalinga moderna è una donna occupatissima, ha più impegni di un manager. E poi bisogna stare al passo coi tempi, adesso si va al supermercato con la lista della spesa sul cellulare. Già, la casalinga al giorno d'oggi è una donna realizzata, imprenditrice di sé. Ma non voglio dire che la sua vita sia tutta rose e fiori, per carità, ma basta un po' di fantasia per cambiarti la giornata. Ho scoperto che adattando la giusta musica anche i lavori monotoni e ripetitivi possono diventare piacevoli. Per esempio, mescolare la polenta ti sembra noioso? Tu metti ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Il ritmo è quello giusto, la polenta diventa morbida, senza gnocchetti, la casalinga si commuove e il cibo è fatto con più amore. Non consiglio il rock duro e so quello che dico, perché una volta ho provato e i muri della mia cucina sono ancora gialli, sì, di polenta. È logico, ci si medesima e i movimenti di conseguenza rispecchiano il vostro stato d'animo. Per lavare i vetri delle finestre mi trovo benissimo con Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy. Il ritmo incalzante di Elvis è perfetto per un lavoro così faticoso. Controindicato invece volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, sempre per il motivo dell'immedesimazione, perché potrebbe capitarvi, come a quella mia amica di Venezia, per lavare i vetri del suo appartamento del 3° piano, 100 metri quadri, si ascolta volare. All'ultima finestra va sul davanzale e pensando di volare si butta nel canale. Per una settimana puzzava come un cane morto. Beh, questo per dire di stare attente, attente! Quando pulite il water, per esempio, vi consiglio acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Invece, per tagliare l'erba del prato non c'è niente di meglio che ti raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. Ma è chiaro che per tagliare le cipolle woman no cry, no, woman no cry, no, woman no cry, no, woman
Invece, a quelle brave a far tortellini, consiglio la vecchia. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. Nella mia allegra vita di casalinga, devo confessarlo, c'è una nota dolente. Soffro della sindrome da calzini scomparsi. Come, che cos'è? La sindrome da calzini scomparsi. Ci metto tutta la mia buona volontà. Li conto prima di metterli in lavatrice, 2 a 2, li stendo amorevolmente e quando sono asciutti, il dramma! Comincio a sudare freddo, alla ricerca del calzino perduto. Metto il calzino rosso con il rosso, quello verde con il verde, quello grigio con il grigio, quello bianco con il bianco, e non per una questione di razzismo, assolutamente, quello nero con il nero. Niente da fare, anche stavolta ne rimangono lì 3-4 da soli, tristi e abbandonati. I calzini single. Dove vadano a finire i loro simili è un mistero, un mistero. Intanto però questa storia mi sfinisce. Non ci dormo la notte. Per questo vorrei approfittare dell'occasione per lanciare un appello a tutti gli scienziati e ricercatori del mondo. Vi prego, smettete di clonare le pecore, le rane, i rospi. Ve lo chiedo con il cuore. Con il cuore vi prego. Clonatemi i calzini!